Il sindaco di Nuoro Andrea Soddo ha firmato l'ordinanza che vieta l'utilizzo a fini potabili e alimentari dell'acqua della rete nella zona industriale di Pratosardo. Contestualmente il Comune rende noto che dalle 14 alle 17 di oggi, sino a quando non si normalizzerà la situazione, un'autobotte di acqua potabile di Abanoa stazionerà presso la rotonda interna di Pratosardo, nei pressi dell'autolavaggio, per la distribuzione agli utenti. Il provvedimento del sindaco Soddo è stato preso dopo che ieri il SIAN, il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL di Nuoro, aveva comunicato che l'acqua di Pratosardo non è idonea al consumo diretto né per gli altri usi alimentari. A seguito delle analisi di verifica presso il laboratorio ARPAS di Sassari, scrive in una nota all'ASL di Nuoro, i campioni d'acqua prelevati il 30 luglio nella rete idrica della zona industriale di Pratosardo sono risultati non conformi per i parametri batteriologici dei coliformi. Il SIAN, oltre a informare immediatamente il sindaco di Nuoro, ha comunicato ad Abanoa di individuare la causa dei parametri fuori norma, eliminarli, effettuare le dovute verifiche e comunicarle alla ASL di Nuoro.